E ora nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare Roberto Pizzutti, che è presidente della sezione WWF del Friuli Venezia Giulia, che ha criticato il prelievo di inerti che rischia di causare l'erosione delle scarpate fluviali del torrente Torre. L'estrazione di inerti è una problematica molto spesso non considerata tale o sottovalutata, ma che tocca anche la provincia di Udine. Cosa fare e cosa sta succedendo? Sta succedendo che i corsi d'acqua sono in erosione, quindi si sta approfondendo il corso d'acqua, e questo da fare è fare un piano serio che non riguardi solo località limitate, ma che riguardi tutto il bacino, quindi capire a livello di bacino quali sono le problematiche, qual è il trasporto solido e qual è il livello in assoluto rispetto all'epoca preindustriale delle estrazioni di inerti. Così potremmo per paragone sapere qual è il nostro conto in banca e sapere quanto prendiamo di stipendio. In base a questi due elementi poi possiamo fare i nostri acquisti, quindi ci compriamo la macchina se il nostro conto è in positivo e il nostro stipendio lo permette. Invece adesso si sta intervenendo più o meno casualmente, si vede in un punto un problema e si cerca di risolverlo, ma questo comporta solo squilibri più a valle o più a monte. Se noi facciamo un intervento di rettificazione di un corso d'acqua in un pezzo, a valle avremo che l'acqua arriva con più velocità e quindi causa ulteriori erosione spondale, oppure non arriva sufficiente materiale al mare, quindi le coste vengono a subire dei grossi problemi di erosione, come è successo a Lignano nel mese di novembre 2009. Conseguentemente continuare a dire che c'è troppa ghiaia nei fiumi solo perché la si vede in superficie è un errore grossissimo e bisogna cambiare. Questo è un intervento che dovrebbe fare in primo luogo il magistrato delle acque e la regione, e i singoli uffici dovrebbero adeguarsi a un progetto complessivo.